Se la nuova legge sulla legittima difesa ha acceso un po' ovunque un vivace dibattito politico, tra chi segue con particolare attenzione l'evolversi dei lavori parlamentari c'è anche un avvocato padovano. Ernesto De Toni è il difensore di Walter Onichini, macellaio di Legnaro, condannato in primo grado a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio. Il 22 luglio del 2013 Onichini sparò 2 colpi con il suo fucile a pompa dopo aver sorpreso un ladro nel giardino di casa. Il suo è uno dei casi che ha contribuito ad alimentare le spinte ad una riforma della legittima difesa. Ma quanto la nuova legge potrebbe cambiare l'esito del processo fissato ad aprile alla Corte d'Appello di Venezia? Entra proprio nel merito della difesa del signor Onichini questa legge, perché permette sempre l'uso delle armi di difesa quando c'è una violazione di domicilio. Mentre prima doveva essere comunque proporzionato, se rimane così la legge come è stata proposta e come è in discussione, la parola sempre che va a sostituire, che va ad aggiungere la descrizione della condotta che non viene più punita, a questo punto vedremo che cosa succede, però la parola sempre che viene aggiunta sicuramente va a sistemare delle questioni che sono sul tavolo delle valutazioni discrezionali dei giudici. La nuova legge sulla legittima difesa potrebbe dunque cambiare il corso del processo a Walter Onichini. Si è fatto l'opinione che ci siano i tempi tecnici perché la legge possa entrare in vigore quando il processo è ancora in corso. Non ho smesso di farmi opinioni sul tempi delle leggi da sempre, perché veramente quando c'è la volontà politica sostenuta dal movimento popolare, questa è una legge che mi sembra molto sentita, che dopo sia giusta o sbagliata non sta certo a me dirlo. Quando c'è la volontà politica si fa tutto in un attimo, se questa volontà politica manca non si arriva mai a niente.